Beh, io sono sicuro del fatto che la mia collega Antonella in questo momento sarà invidiosissima del fatto che io sono accanto a te, perché lei è un'appassionata di rugby, tra l'altro è una che segue questo sport anche dal vivo alle partite, quindi sicuramente in questo momento vorrà essere al mio posto. Non mi meraviglio se è qui al telefono, ma non credo proprio. Buongiorno, che abbiamo in linea? Sogno Pippo Ferreri, zio di Giuseppe Ferreri. Lei uomo si chiama. Mi sta mettendo ansia addosso, aspetti. Siamo tutta razza da sta maniera. Paramo tutte pare mi sta creando. E avremo di novembre. Come già dire casare voglia casa l'ultima canzone che vicina minchiata. Sono d'accordo con lei. Comunque su lei senti che lei è uno che trova a andare radio. Ma basta con cortesia che ci dice che stiamo cercando più chiavezza. Va bene. Riferirò. Ya 20 novembre che aspettiamo e tu te ne mangi sempre e poi so te che passiamo troppo scassa. Mi sta mettendo ansia, mi creda. Ringrazio lei, come si chiama? Mi mette ansia, vabbè. Mi chiamo Fabio, signor Ferreri. Mi chiamo Fabio. Bello nome, i cose giusti. Saluto, arrivederci. Buona giornata. Cioè, hai capito che situazione c'è qui dentro? Cioè, chiamano le persone e mi mettono questa ansia addosso. Che c'è? Che fu? Chi ma c'è? niente, Che cos'è? ha chiamato un parente di Giuseppe Ferreri. Ah, vabbè, non ci fare soltanto caso. che mi ha creato qualche problema. E che parlano tutte in questa maniera, tutta razza. Sai quando tu frequenti uno che balbetta e poi cominci a balbettare anche tu? È come lui sì? che parla un po' con la M. Ma almeno moscia. dopo un anno, no? Come chiedo che cammina col zoppo, poi all'anno zoppia, no? Io non pare che era moscia perché vive a Parigi ormai da tanto tempo.